Insieme a Palazzo Ducale a Cadoro, Ca' Foscari è considerato uno dei palazzi più affascinanti di Venezia. Anticamente conosciuto come Casa delle Due Torri, fu comprato nel 1452 dal doge Francesco Foscari, che lo demolì e lo fece ricostruire come residenza nobiliare nel tipico stile tardogotico veneziano. Suo, il più grande cortile di casa privata della città, secondo solo a Palazzo Ducale. Ma la particolarità davvero unica di questo edificio è la posizione in volta del canal, cioè lungo la curva più ampia del Canal Grande. È anche per questo che negli anni sempre più turisti e cittadini hanno chiesto il permesso di visitare il palazzo, oggi sede dell'università, per ammirare le sale e la vista straordinaria. Dal 16 marzo dunque l'Ateneo organizza il Ca' Foscari Tour, delle visite guidate di un'ora che mettono in mostra tesori artistici e storici. Durante l'ultimo restauro che si è concluso nel 2006 sono stati rinvenuti numerosi reperti archeologici nel cortile di Ca' Foscari e sono stati scoperti degli affreschi sul pavimento della Sala Club Ca' Foscari, che è una delle tappe del percorso, e dei soffitti affrescati del Cinquecento. Per l'opera di restauro che ha interessato il complesso di Ca' Foscari Ca' Giustinian, architetti e progettisti hanno ricevuto il prestigioso premio Torta come riconoscimento per aver saputo coniugare l'antico e il moderno nel rispetto del pregio storico del palazzo. Qui, a Ca' Foscari, non si respira solo Quattrocento. Negli anni 30 l'architetto veneziano Carlo Scarpa restaurò l'androne e il corrimano dello scalone e nel 1956 riconfigurò l'Aula Magna, dedicata al grande studioso di letteratura italiana Mario Baratto. Quest'aula è stata progettata, disegnata nel 1936 da Carlo Scarpa e nello stesso periodo sono stati posti i due affreschi che vediamo nelle pareti più piccole della stanza, uno di Mario Sironi e l'altro di Mario De Luigi. I due nomi importanti della nostra pittura, insomma. E quindi i due interventi di Scarpa sono la finestra che dà sulla polifora quattrocentesca e la boiserie, questa struttura di separazione fra l'aula e il corridoio.